Buonasera, grazie. È un onore e un piacere prendere la parola dopo i colleghi, in particolar modo dopo l'avvocato Daltrà, a cui mi lega un affetto agli anni. È stato il mio maestro professionale. Consumo di suolo è espressione entrata nel linguaggio comune, così come le equivalenti espressioni che troviamo nella lingua anglosassone, per gli addetti ai lavori. Soil sealing, l'impermeabilizzazione, land take, la trasformazione del terreno agricolo in destinazione diversa, lo sprawl urbano, cioè la dispersione dell'abitato. Ma anche il concetto che sta sotto a queste espressioni sembra essere entrato con i disegni di legge nazionali, con le altre leggi regionali, con questa legge regionale nel comune sentire, al punto che si potrebbe suggerire alla CEI di modificare e modernizzare il testo della parabola del seminatore dicendo che uno dei semi è caduto sul terreno impermeabilizzato e quindi non ha dato frutto. Questa legge veneta è una legge che ha fatto molto parlare nell'ultimo periodo, soprattutto nelle sue disposizioni di immediata applicazione e in particolar modo per quelle che concernono il regime transitorio. Le domande che mi venivano poste da clienti e amici all'imminenza dell'entrata in vigore della legge e anche subito dopo erano: che cosa posso fare per cautelarmi di fronte all'entrata in vigore della legge, per conservare l'edificabilità che il piano oggi mi attribuisce? Devo dire che preoccupazioni di questo tipo probabilmente hanno attinto anche molti consiglieri regionali, se andiamo ad esaminare il lungo elenco delle deroghe e delle eccezioni previste negli articoli 12 e 13, quasi che una certa sensibilità verso il consenso elettorale abbia indotto a lanciare il sasso ma a trattenere la mano. Del resto Antonio Ferrer, ricorderete, il gran cancelliere di Milano, nel capitolo 13 dei Promessi Sposi, diceva al suo cocchiere: adelante Pedro, si puedes, adelante presto, con juicio. Quindi dovremo vedere dai comportamenti che vengono tenuti in questo periodo se la sensibilità che questa legge presupporrebbe o vorrebbe creare è in grado in realtà di rompere, di superare quella tendenza egoistica, un po' opportunistica che ciascuno di noi ha nel pensare che è giusto e doveroso contenere il consumo di suolo, ma è bene che lo facciano gli altri. Disciplina transitoria. La legge scandisce, individua alcune fasi. La prima fase è una fase di appannaggio comunale, è quella della costruzione del dato, della trasmissione del dato alla regione con la restituzione delle informazioni territoriali circa le capacità edificatorie dello strumento urbanistico, con una grande ambiguità tra i livelli, perché si parla del PAT ma poi molte disposizioni non funzionano se non sono riferite al PI. E la delibera della Giunta o del Consiglio, poi su questo torneremo, di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Ciò è stato fatto, credo, dalla più gran parte, se non da tutti i comuni, il termine è scaduto, doveva essere fatto entro 60 giorni, non dalla entrata in vigore della legge, ma dalla trasmissione della scheda da parte della Regione al Comune. È singolare, lo faccio notare questo aspetto, che il mancato rispetto di questo termine determinava o determina l'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 4, 5, 6, che è poi lo stesso regime che trova immediatamente vigenza con la legge, quindi non cambiava assolutamente nulla nel non trasmettere o nel trasmettere tempestivamente il dato. L'unico cambiamento vero, sostanziale, risiedeva nel fatto che i comuni in ritardo non avrebbero potuto agevolare, in caso di ulteriore ritardo della Regione, se la Regione non avesse provveduto ad
adottare il provvedimento di sua competenza entro 180 giorni, i comuni in ritardo non avrebbero potuto beneficiare di quel passaggio dal 30 al 50% del limite per il consumo del suolo. Quindi un comune particolarmente attento, che avesse voluto custodire maggiormente il suolo, avrebbe potuto strumentalmente dire io non ti trasmetto i dati, così avrò una percentuale. La seconda fase, quella di competenza regionale, entro 180 giorni, questa volta dalla entrata in vigore della legge, cade il termine il 21 dicembre, la notte più lunga, speriamo che siano illuminati. Il mancato rispetto di questo termine, come dicevo, porta ad aumentare quella soglia dal 30 al 50% del consumo tollerato in base all'articolo 13, ma solo per i comuni che abbiano tempestivamente trasmesso. Entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR di questo provvedimento, terza fase, i comuni dovranno, recependo le indicazioni regionali che saranno diversificate per ambito, dovranno tradurre dentro ai propri strumenti urbanistici, quindi dentro al PAT, e chi non avrà il PAT dentro il piano regolatore generale, le conseguenti limitazioni. Quindi andranno a ridisegnare sostanzialmente il piano, togliendo edificabilità, concentrando edificabilità, prevedendo quali aree potranno edificare. Tutto questo secondo un nuovo meccanismo che, nel caso di individuazione di nuove aree edificabili, come ci dice l'articolo 22 della legge, dovrà prevedere una sorta di gara, cioè di messa a confronto, una procedura di evidenza pubblica in cui la scelta su dove costruire non sarà più dettata solo da criteri territoriali, non solo da criteri di politica urbanistica in senso stretto, ma anche da una somma di elementi di convenienza, e già immagino con qualche timore quanto peso potrà avere la convenienza economica della proposta. La legge quindi non è autosufficiente, questo vorrei che fosse chiaro, perché non si può vivere soltanto applicando questa legge. Questa legge avrà un significato, avrà una portata, sarà concretamente applicabile nella misura in cui saranno fissati i criteri e in base a quei criteri i comuni tradurranno quei criteri in una nuova, diversa pianificazione. Vediamo ora, accostandoli tra loro, gli articoli 12 e 13. Perché parlo anche dell'articolo 12 e non solo dell'articolo 13? Non solo perché l'articolo 13 esordisce dicendo che ferme restando le indicazioni dell'articolo 12, ma anche perché dal momento in cui la legge entra in vigore si applicano in blocco insieme le due previsioni dell'articolo 12 e dell'articolo 13. Tanto è vero che ignaro utente che chiede informazioni all'avvocato su quello che può fare o non può fare, vuole sentirsi dire cosa può fare o non può fare in base al combinato disposto degli articoli 12 e 13. E allora cerchiamo di chiarire che tutte e due queste norme, siccome contengono deroghe al principio generale del divieto di consumo di nuovo suolo, tutte e due queste norme vanno interpretate in senso restrittivo. In base a criteri di interpretazione consueti, le disposizioni eccezionali o derogatorie non possono essere estese analogicamente a casi non contemplati. Quindi, rigorosamente potranno essere applicate le deroghe solo nei casi espressamente previsti. Seconda osservazione. I limiti, i divieti di cui si parla nell'articolo 13, ancorché nell'articolo 13 si faccia riferimento alla salvezza dei procedimenti edilizi in corso, permessi, segnalazioni, sono in realtà, a ben vedere, limiti e condizionamenti posti non ai professionisti nella gestione dei tratti edilizi o ai comuni nell'esame dei tratti edilizi,
Sono limiti e condizioni posti ai comuni nell'attività di pianificazione. Perché se noi esoneriamo ai sensi dell'articolo 12 le aree e gli ambiti di urbanizzazione consolidati, se noi togliamo le zone agricole, i cui interventi sono fatti salvi dall'articolo 12, interventi ammessi in zona agricola ovviamente, se noi togliamo lo sportello unico per le attività produttive, che è fatto salvo, se noi togliamo le opere pubbliche, che sono fatte salve, e tutte le ipotesi dell'articolo 12, e andiamo a vedere che cosa è fatto salvo dall'articolo 13, cosa ci resta fuori? Ci restano fuori le aree di espansione, dove non ci sia perimetrazione già prevista, dove non ci sia un piano in itinere. Quindi procedimenti edilizi, come vedremo non è il caso. In realtà quello che la legge condiziona, vieta, limita è la previsione attraverso lo strumento urbanistico generale di nuova edificabilità o l'attuazione dell'edificabilità già prevista nelle aree soggette a piano attuativo, all'obbligo del piano attuativo, dove il piano attuativo ancora non ci sia. Questa è la sostanza. Vediamo allora la differenza tra il 12 e il 13. Articolo 12. Cerco di essere schematico e chiaro, mi piace parlare in modo comprensibile. Articolo 12. Le deroghe sono a tempo indeterminato. Sono eccezioni che non hanno scadenza e che vincolano non solo i comuni, ma anche la regione, perché esordisce l'articolo 12 dicendo che quelle disposizioni condizioneranno anche il provvedimento della giunta regionale, quindi non potrebbe la giunta regionale prevedere qualcosa di diverso da quello che qui è stabilito. Che cosa è sempre ammesso dall'articolo 12? Lo dicevo poc'anzi. Gli interventi previsti, evidentemente già previsti, non di nuova previsione, negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Gli interventi degli articoli 5 e 6 di riqualificazione. Le opere pubbliche, ma anche le opere private di interesse pubblico, gli interventi soggetti a sportello unico per le attività produttive anche in deroga, in variante, tutti gli interventi consentiti in zona agricola, articoli 44 e seguenti della legge 11. È strano, ritorna sempre questo ritornello. Se tra qualche centinaia d'anni dovessero trovare tra i reperti le leggi regionali del Veneto, penserebbero che la nostra regione sia composta, abbia una popolazione prevalentemente dedita all'agricoltura e alla cacciagione, vista la numerosità delle disposizioni a favore di questi soggetti. In realtà gli agricoltori sono il 5%, i cacciatori sono l'1% della popolazione regionale. L'attività di cava, il piano casa, che prevede non solo ampliamenti appiccicati, scusate l'espressione, agli edifici esistenti, ma anche la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica con consumo di suolo. Gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei piani d'area e nei progetti strategici. Tutto quello che è regionale è fatto salvo. Capiamo, chiunque con un po' di malizia si accosta le definizioni di principio e gli obiettivi della legge a queste esenzioni, capisce che l'interesse pubblico al contenimento di suolo è evidentemente recessivo rispetto a questi interessi, che in quanto fatti salvi sono da ritenere per i legislatori più importanti del contenimento del consumo di suolo. Articolo 13. L'articolo 13, diversamente dall'articolo 12, non stabilisce delle eccezioni o delle deroghe a tempo indefinito. Stabilisce delle deroghe che hanno una temporaneità e che si applicano nella fase transitoria, cioè nella fase che va dall'entrata in vigore della legge fino al completamento della procedura. Quando la Regione avrà definito i criteri, i comuni li avranno attuati e avranno previsto i nuovi piani. Quindi, facciamo un esempio per capirci. Se l'articolo 13 fa salvi i procedimenti in corso, è stato presentato
un piano attivo di iniziativa privata. L'articolo 13 lo fa salvo, consente che sia portato all'approvazione. Ma se nel frattempo il procedimento non si concludesse, perché il piano è respinto, perché viene archiviato, perché la perimetrazione decade, per tanti motivi, è chiaro che quella deroga muore e non può rivivere. Quindi si tratta di previsioni diversamente da quelle dell'articolo 12, strettamente ancorate alla temporaneità del regime transitorio. Porto un caso, la realtà supera a volte la fantasia, mi è stato posto questo quesito. C'è una norma nella nuova legge che modifica la legge 11 che consente di dare ultraattività alle previsioni di espansione oltre i 5 anni previsti dall'articolo 18, pagando una certa somma non superiore all'1% del valore. Allora si dice, ma se io ho una previsione che sta scadendo e non ho un piano urbanistico attuativo approvato, chiedo, lo presento, quindi c'è un procedimento in corso, presento il piano, usufruisco della deroga dell'articolo 13. Ma mi sta scadendo la previsione quinquennale del piano di interventi o del PRG, perché oggi il limite quinquennale viene esteso dalla legge anche al PRG in mancanza di patti. Che cosa succede se io non ottengo la proroga, oppure la chiedo e la ottengo per un anno solo e non si conclude il procedimento o lo abbandono? Evidentemente cade la deroga. Quel piano che è stato presentato e che non arriva a conclusione perché nel frattempo la previsione di espansione decade, muore, e con lui muore anche la deroga. Un altro aspetto che sottolinea la differenza tra articolo 12 e articolo 13, con particolare riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata, è che l'articolo 12 richiede, e così poi prevede anche il 13,9, che questi ambiti siano individuati graficamente. C'è una piantina, una tavola che individua esattamente quali sono gli ambiti di urbanizzazione consolidata. Ma non c'è una tavola che individua gli ambiti interessati dalle deroghe dell'articolo 13, e non ci può e non ci deve essere, sono due finalità completamente distinte. E del resto questo si capisce se noi leggiamo insieme i due articoli, perché l'articolo 13 dice fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 e gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono considerati dall'articolo 12, non fanno parte di ciò che è disciplinato dalle deroghe dell'articolo 13. Le deroghe dell'articolo 13 trovano attuazione fuori dall'ambito di urbanizzazione consolidata. Le eccezioni previste dall'articolo 13 pongono, almeno alcune, degli insidiosi interrogativi. La più problematica è proprio quella che prevede il limite del 30%. Si dice, in linea generale non è consentito il consumo di nuovo suolo, ma in deroga a questa limitazione sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30% della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal piano di assetto del territorio o, per i comuni che non sono ancora dotati, dal piano regolatore generale. Quindi una prima lettura più elementare potrebbe essere quella di chi dice vabbè, perdo il 70% e la mia area resta con il 30%. Ma la norma dice un'altra cosa. Dice che questo limite è riferito alla capacità edificatoria complessivamente assegnata dal piano di assetto del territorio. E il piano di assetto del territorio non assegna edificabilità a singole aree o a singole proprietà. Il piano di assetto del territorio disegna qual è la capacità edificatoria, semmai complessiva del piano, per ambiti molto estesi. Certo uno potrebbe dire, vabbè, però dove c'è il piano regolatore generale le cose vanno diversamente. Ma non fare dei conti con l'ultimo inciso di quella norma e comunque non oltre la capacità massima assegnata. E qualcuno ha detto, ma come?
Se posso arrivare al 100% della capacità assegnata, che senso ha ridurre al 30%? Se vogliamo dare una lettura coerente, dovremmo pensare allora che il bilancio vada effettuato a livello globale e che il limite da rispettare sia il 30% a livello comunale, con il che può anche essere che in un'area venga attribuito il 100% della sua edificabilità e non più del 100%, ma la somma di questi benefici non può superare il 30% complessivo. Ma come scelgo a chi lasciare il 30% o più e a chi no? Con quale criterio? E può il singolo reclamare come suo diritto l'avere una percentuale entro questo 30% oppure no? O ci vuole l'atto comunale? Cercando di dare un significato a questa norma perché funzionasse, mi sono allora immaginato che il Comune non possa far altro che anticipare in questa fase quello che farebbe dopo, cioè attraverso un proprio atto che non può essere che una variante, andare a stabilire dove e come prevedere questa edificabilità residua. Con il che si apre l'ulteriore interrogativo: ma allora deve aprire quella famosa asta dell'articolo 22, perché altrimenti con quali criteri decide a chi dare e a chi non dare? Forse un'opzione può essere anche quella di non fare niente, ma se il Comune non fa niente, io credo che i privati non possano dire ho diritto al 30%. I privati diranno finché il Comune non fa nulla, io ho zero. Perché ci vuole la intermediazione dell'atto comunale. Sui procedimenti in corso, anche qui qualche interrogativo. Dicevo prima che non era necessario, a ben vedere, preoccuparsi dei procedimenti edilizi, perché se si chiede il permesso di costruire o se si presenta la SCIA, vuol dire che siamo in zona di completamento, in ambito di urbanizzazione consolidata, o c'è il piano attuativo approvato e quindi siamo fuori da queste previsioni. Se siamo in zona agricola pure siamo esentati dall'articolo 12 e quindi non si può verificare un caso in cui ci sia un procedimento edilizio da eventualmente sospendere per applicare la legge. La verità è che solo dove manca il piano attuativo o non è stato presentato, non è stato approvato, si può porre il problema di applicare la disposizione. E allora è forse una previsione ultronea quella della salvezza dei procedimenti edilizi. E poi cosa significa in corso? Si dice presentato ma con gli elaborati previsti. E se gli elaborati sono incompleti? E se io non ho presentato tutti gli elaborati di cui che mi vengono imposti dall'articolo 19? O c'è un'integrazione da fare? Decado? Evidentemente no. Qui ci sarà una certa discrezionalità che valuterà se l'istanza presentata è un'istanza assolutamente strumentale, in bianco, senza tavole, senza elaborati, o se è un qualcosa di serio che va e può essere integrato. La norma ha equiparato a questa ipotesi anche quella delle cosiddette perimetrazioni, esperienza che non è conosciuta da moltissimi comuni, ma per esempio è prassi comune nel comune di Padova. Sono fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento. Qui non c'è un piano né approvato né adottato, non c'è neppure un piano presentato, semplicemente c'è un atto deliberativo che ha stabilito qual è il perimetro del futuro strumento urbanistico attuativo. È chiaro peraltro che nel momento in cui la perimetrazione decadesse, come a Padova decade decorso un certo termine, anche la deroga viene meno, se io non ho nel frattempo presentato lo strumento urbanistico.
Vengono poi fatti salvi gli accordi, sensi dell'articolo 6, però deve essere intervenuto l'atto deliberativo che riconosce la sussistenza dell'interesse pubblico, gli accordi di programma dove la conferenza di servizi abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo e le procedure in corso di revisione di piano degli interventi e PAT, purché adottato. Non sono previste scadenze, questo è un elemento che io ho constatato, quindi si porrà anche il problema di capire se io ho presentato il piano attuativo, per quanto tempo posso tenere in piedi la deroga? C'è un termine? Se il comune mi chiede integrazioni, che termine mi fissa e se io non rispetto quel termine cosa succede? Decado? Questo la legge lo ignora. Come vedete, cerco di saltare qualche passaggio, la somma delle previsioni dell'articolo 12 e dell'articolo 13 sminuisce grandemente la forza, la portata applicativa di questa legge e dei suoi principi, perché le situazioni che davvero restano fuori dal divieto di consumo di suolo sono assai poche. Una considerazione che si riallaccia a quanto poco fa diceva l'avvocato Sartorato. Il comma 9 dell'articolo 13 prevede appunto che i comuni dovessero individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata e qui si è posto il problema di dare un contenuto specifico, puntuale a quella definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera E, in parte apparentemente contraddittorie rispetto alle previsioni della prima parte di quell'articolo 2. Io ho cercato di trovare un senso comune a tutte quelle ipotesi che sono territorio già edificato, aree libere intercluse, aree di completamento, aree destinate alle servizi, attrezzature, infrastrutture purché già attuate in fase di attuazione, aree soggette a piano urbanistico attuativo approvato, nuclei edilizi insediativi in zona agricola. Che cosa hanno in comune tutte queste fattispecie? Se ci guardate bene da tecnici vedrete che sono tutte ipotesi nelle quali è possibile chiedere e ottenere il permesso di costruire. Non c'è più nessun impedimento a chiedere il permesso di costruire. Quindi ciò che resta fuori sono le aree dove per poter costruire ci vuole altro, e in particolare lo strumento attuativo, dove questo non è stato ancora approvato. Certo è un criterio diverso da quello delineato dall'articolo 13 del PAT, che parla del PAT, ma non così diverso dalla definizione dell'articolo 13. Quello che il legislatore voleva dire probabilmente è: può essere che il comune in questa sede individui un perimetro che non coincide con quello del PAT, ma è evidente anche perché le cose possono essere cambiate da allora. I commi successivi, sui quali non mi dilungo, sono per la verità piuttosto eterogenei, perché parlano delle varianti di adeguamento che rientrano certamente nel regime transitorio dei poteri sostitutivi regionali e di cosa succede in attesa di questo adeguamento, ma parlano anche delle varianti per la riqualificazione e inserita qui in un contesto in cui c'entra poco l'espansione, l'estensione ai piani regolatori per comuni sprovvisti di PAT di quel limite quinquennale di efficacia delle previsioni di espansione. Qualche suggestione finale, ho già parlato anche troppo, così come ha fatto l'avvocato Sartorato, vorrei buttare lì qualche pensiero. Come potremmo riassumere le suggestioni che ci vengono da queste disposizioni della legge regionale? Si potrebbero riassumere e condensare in qualche massima. 1. Consumo di suolo solo dove è necessario. Progressiva riduzione della capacità edificatoria dei piani. Nessuna previsione edificatoria di espansione sarà più a tempo indeterminato per nessun comune. A tutti viene esteso il limite temporale quinquennale, quindi viene eliminata quella rendita di posizione a cui si riferiva la dottrina ancora negli anni 60. Le nuove aree edificabili saranno scelte con procedure di evidenza pubblica, tenendo conto della convenienza sotto molteplici profili. Per avere, ma anche per mantenere
pensate alla proroga annuale dell'efficacia, l'edificabilità si pagherà, e si pagherà sempre di più indipendentemente dalla tassazione. Il valore del patrimonio edilizio esistente inevitabilmente salirà, mentre il valore dei terreni improduttivi scenderà. Questo potrà avere riflessi sul bilancio IMU dei comuni, certamente nell'immediato. Nel lungo periodo, tuttavia, se le cose si bilanciassero, quello che io non ricavo da una parte lo dovrei ricavare dall'altra, perché l'imposta è basata sul valore. Allo stesso modo in termini espropriativi, perché i costi espropriativi delle aree libere, quelle che non sono all'interno dell'ambito di urbanizzazione consolidata, verrebbero depressi, mentre si alzerebbero i costi espropriativi delle aree incluse nell'ambito di urbanizzazione consolidata. Alcuni di questi mi ricordano molto gli obiettivi delle leggi immaginate alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, tanto osteggiate dalle correnti liberali del pensiero giuridico di allora. Non possiamo negare tuttavia che lo scenario globale sia completamente cambiato e che certe scelte, quelle fatte anche dalla legge 14, appaiono oggi, piaccia o non piaccia, irreversibili. Si preannunciano quindi tempi duri per la concezione tradizionale della proprietà immobiliare, ma la disciplina transitoria ci dice che qualche speranza ancora c'è per i nostalgici. Adelante Pedro con i WIF. Speriamo che intanto mutino le coscienze, la sensibilità e diventiamo tutti pronti a supportare un sacrificio in ragione della tutela di un bene comune superiore. Toccherà semmai al legislatore nazionale prevedere meccanismi di equità fiscale per evitare odiose disparità tra cittadini e per evitare di piangere sul morto chi ha avuto, chi ha dato avanti. Grazie.